Oh, scusate. Ringrazio naturalmente il grande campione che oggi è testimonial di questa manifestazione, quindi quasi tutto pronto per dare il via a questa 31esima edizione della mezza maratona Isla Cup. Quindi oltre al Massimo Tocchio vedo anche Ruby Magagnoli e sarà una bella gara questa mezza maratona. I premi si potranno liquidare subito. Io alla fine saltavo.
Corsa. Grazie, grazie. C'erano fuori due aghi, adesso dove la fanno scovare la buttata. Possiamo dare lettura. Possiamo dare lettura alle classifiche finali dell'Università. Nella categoria al primo posto Matteo Santinato, secondo Marco Silvestrin, terzo classificato Matteo Menegazzo, al quarto posto Filippo. Sì, anche perché sono sempre andato per quella e quindi ho fatto i miei tempi migliori lì. No, la gara che mi piace molto, che è la mia preferita, ecco, però come vedi poi vado un po' ovunque e anche qui stamattina. Bene, naturalmente è un percorso che si presta forse anche per record personali, se non mondiali. Sì, la gara di Londra è una gara molto veloce, soprattutto ci sono sempre atleti molto forti, quindi c'è lo stimolo per poter far bene. La maratona cui partecipano 35.000 persone, quindi una gara veramente bella che si svolge su un percorso molto suggestivo dentro al centro della città. Ultimo dopo ti lascio perché dopo vado a seguire gli orrori della camminata nel tuo immediato futuro, cosa sei? Ci sono delle gare, l'ultima è stata ieri sera e sono tornato alla vittoria tra l'altro a Chivasso vicino a Torino in una gara di 9 km e sabato gareggio in Sicilia, a Scicli in provincia di Ragusa e poi ce ne saranno altre, andare a fine anno 5-6 gare, tutte più o meno su distanza di 10 km. Prossimo maratona? Oppure se riuscite Chi è? Camminata? No, non lascia stare. Riuscite a fare questo? Bravo Alessio, bravo. Prima che ti sto davanti. 20:09:59. Partenza!